salva. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo che siamo in rigorosa diretta, sono le 21:03 più o meno e siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, quindi potete fare tutte le domande del caso e quelle che ritenete opportune, oppure potete anche telefonare qui in trasmissione. Questa sera il tema è la scuola, è un tema molto importante perché ovviamente con questo insegnamento a distanza ci sono molti problemi per i genitori, per le famiglie, per i studenti stessi e questa sera ne parleremo sotto tutti i profili, sotto un profilo medico, un profilo psicologo, un profilo politico, con degli ospiti molto importanti che inizio a salutare, con Enoch Soranzo, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, grazie di essere con noi. Grazie a voi. Saluto Lucia Mason, professoressa di psicologia dell'educazione, Dipartimento Psicologia, Sviluppo e Socializzazione Università di Padova, grazie di essere con noi. Saluto l'assessore alle politiche scolastiche del Comune di Padova, Cristina Piva, grazie di essere con noi. Antonino Pipitone, medico diabetologo, Italia Viva, grazie di essere con noi. E Carlo Salmaso, docente del Comitato Priorità alla Scuola. Davvero grazie a tutti di essere qui. Vado da Denis, buonasera Denis, dalla redazione. Buonasera anche da parte mia, io vi ricordo allora i numeri per partecipare al programma, potete mandarci un sms al 366 2291 811 oppure ci potete chiamare allo 049 80777 53, noi siamo qui, attendiamo le vostre considerazioni. Ovviamente durante la trasmissione avremo collegati Carmela Palumbo, direttore generale dell'ufficio scolastico, Mara Pattella, segretaria generale della CGIL di Padova, Elisa De Berti che è la vicepresidente della Regione Veneto, e Renato Masò, segretario della CGIL di Mestre, in modo di collegamenti ovviamente via Skype o via Zoom, in modo di averle in trasmissione durante tutta questa trasmissione. Quindi prima di iniziare questa trasmissione, che il tema dicevo è ovviamente la scuola, anzi possiamo già mettere il titolo, lo dico alla regia, se può mettere il titolo, che il virus blocca anche la scuola. Ecco, l'abbiamo studiato un attimino per mettere questo tipo, perché davvero ha bloccato la scuola e speriamo che termini al più presto questo che sta accadendo nelle nostre scuole. Prima però volevamo far vedere un servizio che il problema, dicono tutti che è giusto vaccinarsi. È giusto vaccinarsi, dottor Pipitone, vero? È obbligatorio. Io direi che sia un obbligo. Un obbligo, bene. Allora noi siamo andati con il nostro Maurizio Colombo al punto vaccini alla Fiera di Padova, vedere il tempo che ci piega uno e come deve fare quando va al punto vaccini. Provate a fare questo servizio così prendete meno paura di quello che è. Andiamo a vederlo. Esco un attimo, vado a fare il vaccino. Una frase che prima o poi molti di noi diranno e che qualcuno può già dire, soprattutto i cittadini più anziani della nostra comunità. Ma che documenti servono per andare a vaccinarsi? Serve innanzitutto il modulo di convocazione, il documento di identità, la tessera sanitaria, ma serve anche il modulo di consenso informato e l'anamnesi che arriva direttamente via posta, può essere scaricata attraverso il sito web dell'ULSS o può essere compilata direttamente qui al centro vaccinale. Per molti cittadini di Padova e dintorni la vaccinazione avviene ed avverrà ancora nel padiglione 6 della fiera cittadina dove ci troviamo in questo momento. Un grande parcheggio gratuito facilita l'ingresso nel punto vaccini senza particolari problemi di sosta. Tutti hanno un appuntamento, tutti un orario di arrivo prefissato e la coda è ridotta al minimo. Superata la prova della temperatura si viene accolti dai volontari della Croce Rossa, a cui comunicare orario della chiamata e se si sta per ricevere prima o seconda dose. Appena dentro il personale della Croce Rossa dispone i cittadini in attesa del proprio vaccino in quest'area del padiglione. La parte finale dell'attesa avviene su queste sedie, proprio di fronte all'ambulatorio dove avverrà l'effettiva vaccinazione. Ma che cosa accade dentro queste postazioni? Ebbene, il foglio di anamnesi viene preso in consegna dal personale medico e viene inserito all'interno del sistema digitale. Dopodiché viene stampato un foglio all'interno del quale è già fissata la data per la seconda iniezione, dopodiché si procede all'effettiva vaccinazione del cittadino, al termine della quale viene rilasciato un attestato che conferma il fatto che quel cittadino è stato appena vaccinato. Sono passati poco più di 10 minuti dal nostro ingresso e di per sé la vera e propria vaccinazione è già stata eseguita.
E poi la parte conclusiva del percorso, ossia l'attesa. 15 minuti seduti qui nella zona di monitoraggio del padiglione dove si controllano eventuali eventi avversi creati appunto dall'iniezione. Come potete vedere, una grande stanza dove i cittadini possono sostare per circa un quarto d'ora. Pratico, sicuro e veloce. Per vaccinarsi nella fiera di Padova, in uno dei 18 ambulatori operativi, il tempo stimato è di circa mezz'ora, sia per prima che per seconda dose. 30 minuti per fare la differenza tra salute e malattia, 30 minuti per mettere nel cassetto dei brutti ricordi oltre un anno di sofferenze. Ecco, abbiamo voluto far vedere questo servizio che poi è molto facile, i tempi di attesa sono davvero molto brevi e poi c'è una qualità molto importante per quanto riguarda Padova, ma anche altri posti dove si fanno i vaccini. Hanno aperto anche proprio l'altro giorno, anzi ieri, quello di Selvazzano, quindi sono molti punti vaccinali e tutti di altissima qualità, quindi una raccomandazione che aveva fatto prima il dottor Pipitone e che ve la faccio anch'io, che ve la fanno tutti: andate a vaccinarvi, che superiamo questo momento davvero difficile. Ovviamente questo spot cercheremo di mandarlo anche durante l'informazione giornaliera nei nostri telegiornali. Abbiamo collegata la dottoressa Carmela Palumbo, che è direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. Grazie di essere con noi, dottoressa. Buonasera. Grazie davvero anche a lei. Allora, il tema è ovviamente la scuola, questo virus che ha bloccato la scuola, poi Draghi sentiremo che cosa ha detto proprio ieri, che ha detto che molto probabilmente, poi vedete anche l'intervista che ha rilasciato, termina con un forse davvero che lascia alquanto perplessi se al rientro dal periodo pasquale, praticamente fra 10 giorni, le scuole riapriranno, anche se rimarranno in varie zone d'Italia la zona rossa. Però andiamo a vedere questo servizio d'apertura che riguarda le scuole, curato da Denis Marà. Vediamo. Davanti alla scuola Oggi però i cancelli delle scuole sono chiusi da un virus che ha stravolto la nostra vita e la nostra quotidianità, ci ha costretti a cambiare le nostre abitudini a partire da quelle che sembrava non potessero cambiare mai. E così niente più campanella alle 8 del mattino, niente più compagni di classe a scambiarsi appunti e paure prima della verifica. In compenso abbiamo imparato a conoscere un termine nuovo, la didattica a distanza. Le lezioni si seguono ognuno da casa propria davanti a un computer. Ma perché siamo arrivati a questo cambiamento radicale? Una scelta dettata essenzialmente dai numeri. In Veneto ci sono circa 680.000 studenti dalla scuola dell'infanzia alla quinta superiore, dati alla mano il 14% dell'intera popolazione regionale. A preoccupare soprattutto sono i loro spostamenti e gli assembramenti che questi creano. Se mettere in sicurezza un'aula e una scuola è possibile, ed è stato fatto, più complicato è gestire l'affluenza negli autobus, la calca alle fermate, le folle davanti ai plessi scolastici. Facile capire come tutto ciò abbia riflessi in particolar modo sulle scuole superiori, che registrano più spostamenti di studenti. E infatti in Veneto dal 24 febbraio dello scorso anno nelle scuole secondarie di secondo grado ci sono stati solo 38 giorni di scuola regolare in presenza, il resto solo didattica a distanza, integrale o mista, vale a dire con a turno alcune classi in aula e altre in DAD. Se fino a 10 giorni fa però almeno gli studenti più piccoli, quelli di elementari e medie, da settembre avevano sempre potuto frequentare regolarmente, con l'ingresso del Veneto in zona rossa anche per loro è scattata la didattica a distanza, e lo stesso anche per i nidi e le materne. Fatto questo che ha letteralmente scatenato le ire dei genitori, costretti nella maggior parte dei casi a lavorare senza aver nessuno che possa accudire i figli e senza veri aiuti da parte del governo, che con il decreto sostegni ha previsto possibilità di lavoro agile per i genitori, congedi parentali e bonus babysitter, misure però non sufficienti. Ecco perché nelle scorse ore il premier Draghi ha avanzato l'ipotesi di riaprire almeno le scuole dell'infanzia e le primarie dopo Pasqua. Succederà davvero? compagno di scuola, compagno per niente.
succederà davvero, prima o dopo succederà indubbiamente, però ovviamente le persone sono stanche, ci sono molti problemi sotto un profilo psicologico, sotto un profilo economico, e ci sono molti problemi che cercheremo, come dicevo prima, di analizzarlo in questa trasmissione e speriamo che qualcuno recepisca di risolvere davvero questo problema. Se abbiamo che le tabelle, così andiamo a vedere, così completiamo la prima parte con i numeri anche che riguardano i ragazzi che vanno a scuola. Vedete che queste sono le scuole statali in Veneto, dell'infanzia sono 40.000, le elementari 201.000, le medie 134.000, le superiori 204.000, per un totale di quasi 600.000 studenti. Poi ci sono anche quelli paritari, andiamo a vedere che altra tabella, che però si riferiscono, ovviamente abbiamo i dati 2019-2020, l'infanzia sono 75.000, davvero molti, le elementari 12.000, le medie 7.000, le superiori quasi 9.000, per un totale di 103.000, che sommati agli altri, avete capito, è un numero davvero incredibile. Allora comincio proprio con la dottoressa Palumbo, che è direttore generale dell'ufficio scolastico. Come sta vivendo questo momento, che è un momento davvero terribile? Uso questo termine per iniziare la trasmissione. Ma diciamo che è un lungo momento che è iniziato a marzo dell'anno scorso e che ci ha visto praticamente sempre a lavorare, sempre sul pezzo, sempre a cercare di garantire in qualche modo la didattica per i nostri ragazzi. Ovviamente la parte più impegnativa, diciamo, che è stata soprattutto l'avvio dell'anno scolastico e le misure che sono state assunte proprio per diciamo, garantire la scuola in sicurezza da settembre. E questo ha visto noi e soprattutto le scuole impegnate durante tutta l'estate, insomma, con molte attività. Ma senta, dottoressa Palumbo, inizio a lei. Allora, si era detto inizialmente che il problema non era la sicurezza all'interno delle aule, ma era nei trasporti, si è data la colpa ai trasporti. Poi mi sembra che la Regione ovviamente abbia cercato di risolvere questo problema nel cercare di far mandare a scuola i ragazzi con altri tipi di trasporti, con altri pullman privati, insomma ha cercato di superare a questa problematica. Perché poi è stata sospesa la scuola in presenza, nonostante siano state prese queste precauzioni, ovviamente in un secondo momento, non in un primo momento? Sì, diciamo che il Veneto, questo lo vorrei anche precisare, è una delle regioni che comunque ha tenuto maggiormente in presenza i propri studenti, l'avete ricordato anche nel servizio, gli studenti del primo ciclo, quindi gli studenti dell'infanzia, delle primarie e della scuola media, fino ad ora, diciamo, sono stati in presenza e quindi sono stati interessati come didattica da remoto con quest'ultimo provvedimento, con quest'ultimo DPCM, mentre gli studenti delle superiori hanno avuto una fase un po' più alterna, perché hanno avuto una fase di didattica da remoto prima, diciamo, delle vacanze natalizie e subito dopo, con poi un rientro che invece è avvenuto anche con la gestione di tutto il tema dei trasporti regolarmente da febbraio. Credo che nella decisione del governo abbia pesato soprattutto l'aspetto che è stato considerato dell'incidenza della cosiddetta variante inglese, perché la variante inglese ha inciso un po' più pesantemente sulle classi. Anche noi a livello di Veneto non abbiamo tutto sommato riscontrato in termini assoluti un numero di casi elevatissimo, ma cosa è cambiato rispetto diciamo, alla situazione precedente all'ingresso di questa variante inglese? Che nelle classi dove il virus si è diffuso tra più studenti e più insegnanti, quindi questa maggiore contagiosità si è rivelata anche poi nell'ambito delle istituzioni scolastiche. Certo. Io comunque non nascondo che secondo me la misura che è stata presa con l'ultimo DPCM e col decreto legge, quello del 6 marzo, praticamente è stata una misura che ha colpito duramente e pesantemente soprattutto il primo ciclo, che ovviamente è il segmento scolastico dove la didattica in presenza è
fortemente motivante ed è fondamentale, insomma. Non che non sia importante anche nella scuola superiore, ovviamente, però diciamo che l'equilibrio che si era trovato prima con la scuola infanzia primaria e media in presenza e scuola secondaria con il 50% a rotazione, con una grande organizzazione che le scuole venete si sono date, era dal mio punto di vista il punto di equilibrio preferibile, diciamo, e quindi il migliore contemperamento tra tutela del diritto alla salute da un lato e il controllo dei contagi e dall'altro diritto allo studio. E peraltro questa misura del 50% dei ragazzi alle superiori si è integrata proprio con le misure intraprese sui trasporti, che sono state assolutamente ingenti e hanno portato a mettere in campo un piano assolutamente importante e direi di successo nella nostra regione, perché è un piano che è partito a febbraio ed è stato molto positivo. Però dovremmo riuscire a capire, oltre alle problematiche, perché obiettivamente ci sono, è inutile nasconderle, però il problema bisogna anche cercare di risolverlo, perché altrimenti se questo virus, se questi vaccini non verranno in tempi rapidi somministrati a tutti gli italiani o a una gran parte degli italiani, questo problema esiste. Piva, esiste anche a Padova, lei ovviamente è l'assessore praticamente alle politiche scolastiche del comune di Padova. Come state vivendo questo momento, dove avrete sicuramente molte persone che vengono a protestare, che chiedono come potranno fare, cosa potranno fare? Io credo che la decisione di chiudere tutti gli ordini di scuola sia stata molto pesante e i genitori hanno sofferto moltissimo e stanno soffrendo moltissimo, perché asili nido, scuole dell'infanzia erano delle scuole abbastanza sicure, rarissimamente riscontravamo dei contagi, c'era una sezione poi con il sistema di bolla, quindi di tenere la sezione separata l'una dall'altra con le persone specifiche per ogni sezione, si era ridotto proprio al massimo la possibilità di contagio. Quindi noi speravamo che almeno i servizi per l'infanzia, nidi e scuole dell'infanzia, fossero esenti da questa chiusura. È stato chiuso tutto, forse è stato un eccesso di precauzione. Bisogna dire però che il 50-60% dei contagi presentavano la variante inglese, per cui questa era molto più, viaggiava molto più velocemente. Non riesco a capire, Pipitone, poi anche Eno, che vado dalla parte, poi andiamo anche sotto un profilo psicologico. Il problema, per esempio, il Presidente Zaia ha sempre detto che la scuola, quando sono riaperte le scuole, è stata quella che ha inciso maggiormente in quelli che hanno colpito e hanno preso questo virus. Mi domando, ma se è tutto in sicurezza, come mi sembra di aver capito e quanto dicono ovviamente chi ne fa parte, perché c'è questa precauzione di tenere chiuse le scuole? Punto di domanda, Pipitone? No. Perché purtroppo, presumo, perché poi sono scelte fatte sulla base di indicazioni del Comitato Tecnico Nazionale e secondo me scientifico, e secondo me bisogna basarsi su quello poi alla fine, perché questa variante del virus... Ma secondo lei, che è un medico, ci hanno capito tutto il Comitato Tecnico Scientifico o hanno cannato qualcosa? Bisognerebbe essere là. Così penso appelle, Pipitone, presumo che l'infallibilità non ce l'ha nessuno. Assolutamente no. Ma non le sembra che un po' erano impreparati a questo evento? Allora, questo comitato prima era costituito da, mi pare, una ventina di 24 persone, adesso le hanno ridotte. Le hanno cambiate. Le hanno cambiate e hanno dimezzato il numero. E poi hanno cambiato anche le qualifiche dei componenti. Quindi è difficile. Diciamo che questo è un virus che stiamo imparando a conoscere ancora oggi. Questa variante è molto aggressiva dal punto di vista di contagiosità. Tant'è vero che i nostri ospedali sono di nuovo, in questo momento, in Veneto, a Padova, strapieni. Ieri nel reparto dell'ospedale dove lavoro io, altri 2 reparti sono stati chiusi e riconvertiti a Covid.
reparto di cardiologia e reparto di chirurgia, quindi questo per dire che non è uno scherzo, voglio dire. No, ma siamo d'accordo. Cioè, nel senso che è chiaro che allora, tutti vogliamo Pipitone, le scuole aperte. La mia domanda è che non sia uno scherzo, guardi, mi misuro personalmente che ero, misuro la febbre 10 volte al giorno, sì, tu che sì, pensi lei se non ho paura, glielo dico certo. proprio papale, però perché allora le parti scolastiche, le parti dei genitori, una parte politica dice a scuola si deve ritornare per 1 miliardo di motivi, sapendo che questo virus e questa variante è pericolosissima, è giusto come termine, perché allora c'è questo, bisogna andare a scuola perché c'è un problema, un problema economico, un problema di vivere all'interno della famiglia che crea altrettanti problemi più gravi del virus? E qualcuno dovrà politicamente analizzare questa tematica. Io penso che innanzitutto nessuno voglia chiudere le scuole, va bene? Come nessuno. No, nel senso, se le scuole sono chiuse ci sono dei motivi, certo. Ovviamente. I motivi sono di carattere strettamente sanitario, va bene? Abbiamo anche dei bambini che sono finiti in rianimazione. Mi scusi Pipitone se la interrompo, sono d'accordo con lei, ma perché c'è la parte che continua a dire riapriamo le scuole nonostante tutto quello che lei sta dicendo che è vero? Perché ci sono opinioni diverse che spesso chi che parla non ha né la cognizione né i numeri né capisce le cose esattamente come stanno. Io personalmente penso che qualsiasi paese dovrebbe cercare di tenere le scuole aperte come mi pare stanno facendo in Francia. Se hanno chiuso anche le scuole dell'infanzia in Italia e in Veneto, presumo, qua abbiamo l'assessore, c'è la professoressa Palumbo che è una delle più grandi esperte in Italia della questione scolastica, io penso che, voglio dire, in questo momento particolare questa è il male minore rispetto a un problema che ci sarebbe stato dopo. Ma non mi sembra, visto le proteste nelle varie piazze di Padova, di provincia del Veneto, che sia così come dice lei. Ma le proteste sono una cosa. Io penso che chi ha responsabilità di governo, voglio dire, deve assumersi le responsabilità e fare delle scelte, sapendo che queste scelte non sono piacevoli e sapendo anche che poi la gente scende in piazza. Certo, io immagino il problema non solo dei ragazzi e dei bambini che non possono confrontarsi e andare a scuola, già è un problema enorme, quindi dal punto di vista proprio sociale, sanitario, di salute eccetera, ma immagino anche dal punto di vista lavorativo cosa si fa per tanti genitori riorganizzarsi la vita, visto che le scuole dell'infanzia sono state giustamente tenute aperte, ma ribadisco, io personalmente preferirei che tutte le scuole fossero aperte, ma se hanno chiuso le scuole, hanno chiuso le scuole e alla luce di quello che c'è in questo momento in tutti i nostri reparti ospedalieri, io penso che probabilmente chi ha fatto questa scelta va bene, aveva avuto le sue ragioni. Professor Salmaso, lei fa parte del comitato priorità alla scuola. Non è che lo voglio difendere la scelta. No, però non è difendere, è che non riesco a capire un passaggio dove ovviamente il profilo sanitario è più importante, bisogna salvaguardare la salute degli italiani. Allora dicono la scuola, il presidente Zaia ha detto spesso che è stata la causa principale. Bisogna specificare. No, l'ha detto questo, le garantisco. Non ha detto questo venerdì scorso. Fermo, quando dice abbiamo riaperto le scuole, da quando abbiamo riaperto le scuole sono aumentati i contagiati. Io lo faccio sentire. Venerdì non ha detto questo, prima ha detto ci sono bisogna circostanziare. No, bisogna circostanziare, è corretto, ma bisogna circostanziare. Andiamo da Salmaso. Salmaso, lei invece è... Voi avete intitolato la trasmissione "Il virus blocca anche la scuola". Io penso che cambierei il titolo. Il virus blocca soprattutto la scuola. No, blocca anche i lavori, i ristoranti, blocca tante cose. Sì, li blocca dopo però, li blocca solo in parte e noi siamo bloccati, la dottoressa Palumbo diceva a marzo, 24 febbraio dello scorso anno, perché noi in Veneto siamo partiti una settimana, 12 giorni prima di tutti gli altri. Il comitato di cui faccio parte, che raccorda insegnanti, personale non docente, genitori e studenti, fin dall'aprile dell'anno scorso si è battuto perché vedeva quello che succedeva negli altri paesi europei. Prima si citava la Francia,
che ha preso una decisione e che ha mantenuto per tutto questo anno di pandemia. La Francia ha chiuso le scuole 43 giorni. Voi ci avete mostrato che noi ne abbiamo tenute aperte 43 giorni. Capisce che c'è una differenza? Ci sono 200 giorni di differenza. Io credo che ci sia una scelta politica. La Francia ha chiuso tutto però adesso. No, mi faccia finire. C'è una scelta politica. Quando in aprile il nostro comitato è nato, abbiamo cercato subito incontri con le istituzioni, abbiamo parlato con l'assessore Piva, abbiamo parlato con l'assessore provinciale e abbiamo sottolineato in aprile che il problema più grosso per la riapertura delle scuole a settembre dello scorso anno, al di là della riorganizzazione interna, quella è stata fatta. Prima avete mostrato delle immagini della scuola in cui insegno io. Nella nostra scuola tutto il mese di luglio e agosto dello scorso anno si è lavorato per mettere le classi in sicurezza. Noi abbiamo segnalato il problema principale, soprattutto per le scuole superiori, saranno i trasporti. Era maggio dello scorso anno scolastico. E Zaia non li ha fatti. All'inizio di settembre non si è fatto assolutamente niente per i trasporti, fino a dicembre non si è fatto assolutamente niente, si è intervenuti in gennaio quando il governo ha delegato i prefetti a provare a costruire dei tavoli. Eccolo qua. Allora io dico, nel lasso di tempo che è intercorso fra aprile dello scorso anno, quando noi abbiamo preso e segnalato per la prima volta che ci sarebbe stato quel problema, a dicembre, cosa è stato fatto? E soprattutto, quali soldi sono stati stanziati? Perché attenzione che il gioco dei trasporti è un misto dal punto di vista economico, c'entra lo Stato, c'entra la Regione, c'entrano anche le province e i comuni. Quindi, se ci fosse stata veramente la priorità dal nostro nome di rientrare a scuola, l'operazione trasporti sarebbe stata condotta in un'altra maniera. Dopo abbiamo l'assessore L'ultima cosa che dico è questa. Noi è da circa 10 mesi che chiediamo due cose per poter essere sicuri di rientrare in sicurezza. I dati effettivi del contagio nelle scuole. A tutt'oggi noi viaggiamo su dati incerti, non sicuri, che vengono anche letti in maniera diversa. Io non sono un tecnico, però se sento le varie posizioni sono diametralmente opposte. E l'altra cosa, perché questo sì è stato fatto in tutti gli altri paesi europei e in parte anche in qualche regione italiana, per esempio la Toscana, uno screening continuo dentro le classi, perché se io devo cercare di individuare un focolaio in una situazione in cui ho dentro 20, 25, 30, anche 32 alunni, o entro in un'ottica di screening oppure arrivo sempre a babbo morto, cioè quando il problema è già nato. Salmaso, io delle volte vi interrompo perché ho tempi televisivi e vi chiedo scusa ovviamente, però prima di sentire Enoch andiamo a sentire completamente, perché io dovrei farvi sentire la Donna Zan tutti in un colpo solo, ma però avevo preparato una scaletta che me l'avete già stravolta, forse è colpa mia. Però andiamo a vedere cosa ha detto Draghi in Parlamento, cioè praticamente seguite bene tutto il ragionamento, seguite la frase finale cosa dice. Ascoltiamolo. Mentre stiamo vaccinando e mentre la campagna di vaccinazione procede, è bene cominciare a pensare e a pianificare le riaperture. Noi stiamo guardando attentamente, anche ieri c'è stata una riunione del cabina di regia, i dati sui contagi, ma insomma se la situazione epidemiologica lo permette, cominceremo a riaprire la scuola in primis. E cominceremo a riaprire almeno le scuole primarie, la scuola dell'infanzia, anche nelle zone rosse, allo scadere delle attuali restrizioni, ovvero speriamo, ripeto speriamo, subito dopo Pasqua. Speriamo. Avete capito? Ha detto riapriamo dopo Pasqua, ha detto 3 volte speriamo. Io chiedo, un Presidente del Consiglio deve dire riapriamo anche con la zona rossa. Dice, se volete ve lo faccio riascoltare, dice, me lo fai riascoltare per cortesia? Chiedo alla regia, mi fai riascoltare Draghi? Mentre stiamo vaccinando e mentre la campagna di vaccinazione procede, è bene cominciare a pensare e a pianificare le riaperture. Noi stiamo guardando attentamente, anche ieri c'è stata una riunione del cabina di regia,
i dati sui contagi, ma insomma, se la situazione epidemiologica lo permette, cominceremo a riaprire la scuola in primis e cominceremo a riaprire almeno le scuole primarie, la scuola dell'infanzia, anche nelle zone rosse, allo scadere delle attuali restrizioni, ovvero speriamo, ripeto speriamo, subito dopo Pasqua. Speriamo. Io mi chiedo, e chiedo a voi, perché chiedo ai politici, chiedo a voi, un Presidente del Consiglio, con tutto il rispetto del Presidente del Consiglio, io avrei detto si riapriranno le scuole dopo le vacanze pasquali anche nelle zone rosse, punto. Pipitone, punto. Oppure dice anche nelle zone, dopo il periodo pasquale, se c'è la zona rossa, non vengono riaperte le scuole, punto. Vabbè, ma scusa, no, è importante, Pipitone, mi scusi, è importante, è una comunicazione che deve avere un rispetto anche dei cittadini. Scusi, ma non sarebbe peggio se un Presidente del Consiglio promette una cosa e poi non può mantenere? Non deve farlo. Siamo in una situazione complicata, caro direttore. Io penso un Presidente del Consiglio serio ha detto una cosa diversa. No, il Presidente del Consiglio ha detto che saranno riaperte le scuole. E ha ricevuto nelle l'applauso. Zone rosse, ho sentito nelle zone rosse speriamo di riaprirle subito dopo Pasqua. Questo ho capito io. Sì, speriamo 3 volte. Certo, è chiaro, perché qua è una situazione complicata, caro direttore. Cioè, io penso che è meglio che un Presidente del Consiglio dica una cosa con serietà ai cittadini dicendo guardate che ci proviamo, non so se ci riusciremo, ma quello è l'obiettivo, piuttosto che dire guarda apriremo e poi magari non apre. No, ma deve anche dire non apriremo finché il Comitato Tecnico Scientifico non ce lo dirà. Ha detto che nelle... io ho capito, direttore, scusami, c'è un italiano, ha parlato in italiano, sì, in italiano. Mi pare di aver capito che nelle zone rosse si aprirà, se è possibile, subito dopo Pasqua. Significa nelle altre regioni le scuole si apriranno. Sì, ma le regioni sono già aperte. Sono già aperte. Stiamo parlando delle zone rosse. Ho la pubblicità. In presenza. Però il concetto è che c'è un modo diverso. Sì, vabbè, però se andiamo a strumentalizzare non è strumentalizzare, non è importante, non è strumentalizzare Pipitone, è dire ai cittadini italiani. L'educazione in continua evoluzione deve basarsi poi sulle decisioni del Comitato Tecnico Scientifico. Può dire questo. Tutti speriamo che venga riaperto tutto, professoressa, tutti speriamo che venga riaperto tutti. Il Presidente del Consiglio deve dircelo lui, non io o voi. Lui deve dircelo, lui ha detto speriamo. Vuol dire che non è ancora sicuro e vuol dire che si valuterà in conformità a quello che succederà. Appunto deve basarsi sulla situazione. Io penso che un Presidente del Consiglio deve dare una comunicazione un po' diversa. Però se ma penso sia stato importante dire che apriranno anche in zona rossa. Ma per forza, c'è solo l'unica chiusa. Vabbè, andiamo in pubblicità, poi continueremo, rimettete con noi tra poco. Così, ragazzi.